Veneto Fondo Transizione. La Regione Veneto ha pubblicato un bando che prevede dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso zero per le aziende del Veneto che vogliono migliorare i livelli di competitività mediante l'introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto o di processo. I beneficiari di questa norma sono le PMI e le mid-cap, quindi aziende fino ai 3.000 dipendenti, e i professionisti. Sono messi i codici Ateco riportati nel bando. L'agevolazione consiste, come detto, in un contributo a fondo perduto con base 10% e un contributo massimo a fondo perduto del 18% per le piccole imprese, assistito da una quota di finanziamento a tasso zero massima del 43,5%. La variabilità del fondo perduto viene determinata a seconda dei punteggi che poi vedremo assieme. Per le medie imprese invece il contributo a fondo perduto parte da una base del 5% ed arriva fino a un massimo del 13%. Anche qui la quota massima di finanziamento a tasso zero, che dipende dalla percentuale di contributo a fondo perduto, è del 43,5%. Il contributo a fondo perduto di base, quindi il 5% per le medie e il 10% per le piccole imprese, ha queste maggiorazioni. Nel caso di investimenti che assicurino la rispondenza a processi di transizione 4.0 abbiamo il 2% in più. Per le imprese in possesso di una o più certificazioni ambientali o il cui investimento sia finalizzato all'ottenimento delle certificazioni ambientali, il 2% in più. Per gli investimenti localizzati in aree caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio o da progettualità di sviluppo, 3% in più. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'1% in più. Quindi anche qui ricordo l'importanza di avere il rating di legalità. Per quanto riguarda il finanziamento agevolato, la quota di provvista pubblica a tasso zero ha un importo che non può essere superiore al 50% dell'operazione agevolata e l'altra parte sostanzialmente è una provvista di tipo privato, quindi messa a disposizione dagli istituti di credito a tasso convenzionato. La durata dei finanziamenti per le operazioni miste, quindi per attività immobiliari, spese tecniche, altri investimenti immobiliari o immateriali, la durata minima è 36 mesi, la durata massima è 84 mesi, compreso un preammortamento massimo di 12 mesi. Per quanto riguarda invece le operazioni dotazionali, quelle principali sostanzialmente, quindi stiamo parlando di attivi materiali immobiliari, attivi immateriali e spese tecniche, esclusi attivi materiali immobiliari. La durata minima è di 36 mesi, la durata massima è di 60 mesi, compreso un preammortamento di 12 mesi. L'importo minimo del finanziamento è di 20.000 euro, l'importo massimo di 500.000 euro. Queste sono le spese ammesse, spese per opere murarie e impianti tecnologici solo se funzionalmente correlate agli attivi materiali di quella lettera successiva e massimo per il 20% di investimento totale, acquisto e installazione di macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature tecnologiche, spese per l'acquisto di software, licenze d'uso di software, marchi, brevetti e licenze di produzione. Spese per il rilascio da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare delle certificazioni 14.001, 45.001, 50.001, registrazione EMAS, Remade in Italy, plastica seconda vita, Cardar to Cardar, Carbon Footprint, Ecolabel e Green Guard. Spese di direzione lavori, studi, progettazione e consulenza affidate all'esterno connessi con il programma di investimento e finalizzati anche ad iniziative di commercializzazione e promozione. In questo caso il limite massimo è del 10% del totale. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e rendicontati entro 12 mesi dalla concessione del beneficio. Si tratta di un bando a sportello fino ad esaurimento dei fondi. Se siete interessati ad incentivi e agevolazioni, vi invito a seguire il mio podcast e iscrivervi al mio canale. Vi chiedo di mettere un mi piace se il video lo avete trovato interessante
e condividere questo video con colleghi o amici che possono essere interessati a questo tipo di notizie. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.